Ben ritrovati dalla redazione. X interviene sul caso del migrante 22enne sequestrato e picchiato da connazionali in Portovecchio a Trieste, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi responsabilità istituzionali che alimentano situazioni di emarginazione. Persone come la vittima, costrette a rifugiarsi in luoghi di fortuna, non ricevono misure di accoglienza tempestive ed adeguate cui avrebbero diritto. In simili contesti diventa inevitabile l'esposizione a violenze da parte di gruppi criminali che facilmente approfittano della vulnerabilità di chi è stato abbandonato. La notizia è stata riportata nella giornata di mercoledì. La vittima del rapimento a scopo estorsivo è originaria del Pakistan ed era stato trattenuto contro la sua volontà all'interno del magazzino 34 vicino al bagno ferroviario da 3 aguzzini, uno dei quali è stato arrestato. Un dirigente del Sant'Andrea San Vito a Trieste è stato squalificato per 3 anni per aver aggredito nel corso del match di prima categoria contro il Torre il direttore di gara, e quanto riporta A Tutto Campo. Oltre alla pesante squalifica del dirigente triestino, la stessa società è finita nel mirino della giustizia sportiva in virtù della responsabilità oggettiva sui fatti. Per questo motivo il Sant'Andrea San Vito è stato punito con 2 punti di penalizzazione in classifica. La gara si era giocata domenica 13 ottobre, in tale occasione la compagine triestina aveva perso per 4-3. Una supplente riceve uno stipendio netto di €1 nella busta paga di ottobre, lo segnala Ugo Previti, segretario generale di Will Scuola Rua del Friuli Venezia Giulia, parlando di una iscritta a Gorizia supplente part-time divorziata con figli a carico e specificando che, tolte le imposte e i contributi sullo stipendio della docente precaria, si è abbattuto un conguaglio fiscale che le ha mangiato l'intero stipendio. Purtroppo non è l'unico caso tra i supplenti. Per Previti si parla di ennesimo accanimento contro i docenti a tempo determinato, la parte più fragile della forza lavoro scolastica, che spesso vedono i propri stipendi sospesi per magheggi di bilancio ministeriali anche per mesi, nonostante prestino puntualmente servizio in aula. Nuove evidenze di edifici residenziali di epoca romana con colonnati e portici di attività produttive legate alla lavorazione dei cereali stanno emergendo ad Aquileia, in località Monastero, nel corso di una serie di indagini di archeologia preventiva avviate in vista della realizzazione da parte del comune di un nuovo tratto di pista ciclabile su via Gemina all'interno degli interventi previsti dal PNRR. Gli scavi affidati alla ditta Archeotest SRL si svolgono sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia. Hanno permesso di mettere in luce contesti abitativi e produttivi che offrono nuovi tasselli per la conoscenza del paesaggio suburbano a nord-est di Aquileia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per oggi: cielo in prevalenza coperto, in giornata possibile qualche debole pioggia sparsa, dalla sera piogge più continue anche localmente moderate, specie dalla costa alle prealpi. Nella notte ancora qualche rovescio temporale con piogge più consistenti su bassa pianura e costa. Temperature minime in pianura fra 11 e 14, sulla costa fra 13 e 16 gradi, le massime ovunque fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.